Ecco qua, cari miei, ahimè devo cancellare 10 minuti di diretta che avevo appena fatto perché ho visto alla fine del video che perché la qualità del video era pessima, avevo tutte le fotocamere frontale unta di grasso tipo, quindi dovrò rifare un'altra decina di minuti, non che mi dispiaccia, ma comunque è un peccato aver perso i 10 minuti di prima, vabbè. Comunque, come avete visto dal titolo, non ho più 33 anni, dopo 365 giorni non mi rifanno mai più le battute. Ah, 33 come gli anni di Cristo, battute che ho sentito innumerevoli volte in questo 2020, nel precedente 2023. Ebbene, sono arrivato a 34, quindi auguri a tutti quelli che festeggeranno San Valentino innanzitutto. Per me potrebbe essere un'occasione speciale perché appunto San Valentino e compleanno lo stesso giorno. Quest'anno festeggerò solo San Valentino, solo il mio compleanno, scusate la defiance. Festeggerò solo il mio compleanno e niente, tirando velocemente un po' le somme dopo averle già dette in un video precedente che deve ancora uscire. In questi ultimi 3 anni, perché comunque ho iniziato escursionismo a febbraio del 2021, in questi 3 anni ho raccolto veramente tante soddisfazioni. Mi sono tolto tanti sfizi, ho visto veramente tanti bellissimi posti, ho conosciuto tante persone interessanti. E, e niente, tutti questi 3 anni sono valsi come tutti i 31 precedenti messi assieme. Infatti dai 18 ai 30, mi ricordo che ogni 14 febbraio ero abbastanza triste e demotivato perché comunque vedi gli anni che trascorrono inesorabili. E, intanto vedete un po' di incertezza nel parlare. E comunque vedi gli anni che scorrono così uno in fila all'altro. Invece vi dirò che dal 2021, ma soprattutto dal 2022, i compleanni non sono più stati così comunque tristi come una volta, perché comunque adesso più passano gli anni e più ringiovanisco dentro e più mi tolgo soddisfazioni dal punto di vista appunto escursionistiche così, e quindi gli anni passano e io sono praticamente sempre più contento. E niente, ecco questo diciamo il preambolo del video e dopo speravo comunque di fare due chiacchiere con qualcuno, vedremo se appunto qualcuno interverrà nei commenti sotto. Ehm, Mi ricordo che la sera a Sanremo in tanti sono entrati a commentare, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Adesso cercherò di fare una decina di minuti, insomma, di diretta, non di più, perché dopo diventa pesante, insomma, e giustamente le persone difficilmente dedicano più di 10 minuti a guardare un video. Quindi niente, questo qua è il mio tranquillo San Valentino sotto forma di compleanno. Tranquilli a casa, si festeggerà sabato con i miei amici e le persone care. Ehm, che altro dire? Posso rinnovarvi appunto l'invito di stare appunto con le persone care, con le persone a cui volete bene, dedicare del tempo di qualità a loro, perché comunque le relazioni sono un investimento a cui dedicare risorse, nel senso di affetto e di tempo e di esperienze da condividere insieme. Quindi l'altro augurio è appunto di dedicare, come avete visto magari se vi è capitato nei video di story time, nella mia intervista ho consigliato di trascorrere più tempo voi possiate in montagna, tra i boschi, così, a mulettiere, che comunque la montagna a me ha fatto veramente tanto tanto bene, a livello di testa, a livello fisico, quindi più di augurarvi di passare delle belle giornate in quota, penso sia appunto l'augurio migliore che io possa farvi.
tempo appunto di qualità con le persone a cui volete bene, e distaccatevi dalle persone che parlano di voi alle vostre spalle, che vi infamano, che vi criticano, che non supportano i vostri sogni. Via ragazzi, allontanare tutti, gufi, uccelli del maleaugurio, via. E purtroppo da certi ambienti non si può allontanare tutti perché ovviamente te li ritrovi lì per causa di forza maggiore che voi non potete decidere, quindi convivete in modo più pacifico possibile. Ciao Simone, un caro saluto. Avevo visto che ho visto che avevi scritto già nella diretta precedente. Ecco, questa qua Simone è la diretta del mio compleanno. E niente, insomma, ripeto, allontanare le persone negative, vampiri energetici, succhi a sangue, appunto, succhi a sangue in modo metaforico. E io quando ho iniziato appunto ad andare in montagna a allontanare i parassiti energetici, ho fatto veramente un salto di qualità imparagonabile, impareggiabile rispetto a prima. Quindi, grazie Simone, gentilissimo. Quindi, che ne so, penso che appunto ciò che facciate, appunto, frequentare la montagna, allontanare le persone negative e stare con le persone care siano i tre punti cardine positivi della vita di una persona. Poi inseguite i vostri sogni, potrei aggiungere come quarta perché è veramente fondamentale. Io in questo momento ho dei sogni che però non svelo, insomma i 420 sono cose abbastanza intime e cercherò di portarli a termine il meglio possibile e il prima possibile. Beh, un sogno comunque posso anche rivelarlo perché lo sanno tutti, che è quello di vedere tutte le montagne del Vicentino. Eh sì, anche a me ha fatto questo le montagne che purtroppo si è costretto. Simone, appunto, purtroppo alcune persone non si possono allontanare o si prendono delle scelte drastiche oppure temporaneamente bisogna conviverci e lì bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Oppure uno dà proprio un taglio netto a queste persone, non ci parla più, anche quella può essere una scelta. Quindi appunto inseguite i vostri sogni, mi raccomando. Alzarsi la mattina e avere già le lampadine che vi si accende, che vi dice anche questa giornata voglio avvicinarmi un po' di più al mio obiettivo, è veramente come gettare benzina sul fuoco interno proprio di una persona. Quindi nel momento in cui appunto ho iniziato anche io a costruirmi degli obiettivi, dei sogni, ho iniziato a fare dei passi per avvicinarmici sempre di più, è stato veramente un upgrade fondamentale, devo dire. Quindi ci sono le baffenate, dopo bravo Simone, appunto vedi che appunto avevi visto la diretta precedente in cui dicevo questo, andrò a fare anche questo baffenare e poi mi toglierò anche questa soddisfazione. Ecco ragazzi, quindi non so che dire, speravo appunto in appunto, commenti sotto al video, però ringrazio Simone appunto per aver interagito, quindi non so, a voi comunque auguro, dicevo prima, insomma tanti stasera sono fuori a festeggiare col proprio partner e ci sta, ci mancherebbe. Poi lì ci sono le due fazioni, chi la considera appunto una commercialiata e chi appunto vuole celebrare questo evento importante. Mi astengo perché appunto è il mio compleanno, quindi festeggiato, no, San Valentino, fate voi. Ecco, quindi vedrò di stare collegato un altro paio di minuti così e dopo appunto vi saluterò e andrò avanti a modificare il vlog della prossima escursione.
anzi mi raccomando, verso il weekend così penso uscirà il video, non vi dico il nome dell'escursione, però veramente è eccezionale, è veramente un gusto anche modificarlo col video, veramente un'escursione mi è rimasta nel cuore senza esagerare, insomma se vi capiterà di vedere il video capirete anche il motivo, soprattutto nel percorso del ritorno verso la macchina, vi spoilerò questo. Quindi niente, sono veramente contento di aver festeggiato questo 34esimo compleanno e veramente niente, vi auguro tante tante belle cose e statemi bene. Adesso stiamo andando verso la primavera, è il momento di tirare fuori lo zaino dalla naftalina dell'armadio, inforcarlo, prendere la macchina e salire in quota, anche per andare via dall'aria fetida che abbiamo qui in pianura, cari miei, purtroppo vedete anche voi cosa respiriamo. Se potessimo fare un attacco ai polmoni, secondo me sarebbe il colore dell'asfalto, sarebbero del colore dell'asfalto. Quindi niente, a 11 minuti e 30 io vi saluto, 3 persone collegate. Stasera siamo stati veramente in tanti. Simone, noi abbiamo festeggiato San Valentino, vedo che condividi con me questa cosa. Capito, questo meglio single. Di Simone non si sa, probabilmente di solito quando ci si divide, quando si sta bene in coppia, dicono che le colpe siano da ambo le parti, perché una persona sbaglia di solito magari sull'input dato dall'altra persona che sbaglia in primis, però lì è veramente una generalizzazione che non riesco a condividere al 100% perché appunto è proprio appianare tutto sullo stesso livello. Quindi niente ragazzi, statemi bene, un bacio e grazie per tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri tra Facebook, Instagram, WhatsApp, nella vita reale, e grazie per aver speso quei secondi insomma per augurarmi buon compleanno. E niente, io vi rinnovo l'augurio di tante belle cose e niente, statemi bene e ci vedremo sul canale tra qualche giorno per un bellissimo nuovo video. Sì Simone, infatti è importante essere felici e non stare con una persona illudendola e accontentandosi comunque, pur di non stare da soli, di stare con chiunque. La dignità verso noi stessi comunque è più importante. Anzi, Simone e tutti i prossimi che vedranno il video in differita, un caro saluto e statemi bene.